Se non c'è nessun altro, vogliamo passare alla parola di Dio, il momento principale del culto, la parola del Signore. Abbiamo cantato bei cantici, è vero? Alleluia, ci hanno portato in una bella atmosfera di adorazione, di preghiera. Vogliamo adesso ascoltare la parola di Dio e ritenerla nel nostro cuore. Leggiamo in Luca, capitolo 10, dal versetto 38 fino al verso 42. È un breve racconto, vogliamo insieme condividere questa parola. Alleluia. Luca, capitolo 10, dal verso 38. Vi ringrazio per esservi alzati in piedi per onorare la parola di Dio. Il Signore sia lodato. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Marta ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta. Amen. Fin qui. Amen. La parola del Signore. Una cosa sola è necessaria. Tutto è importante nella vita, ci sono cose importanti, a volte più degli altri, ma in realtà una sola cosa è importante, è necessaria, più di ogni altra cosa. Sapete qual è? Avere Gesù nel cuore. Amen. Questa è la cosa più importante. Si racconta, Luca, questo evangelista Luca racconta questo episodio della vita di Gesù durante il suo ministero. Gesù cammina, mentre cammina entra in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Gloria a Dio. Una bella giornata, avere Gesù a casa. Non so se questo era qualcosa di programmato. Giovanni ci rivela che Gesù frequentava questa famiglia, Marta, Maria e Lazzaro, suo fratello. Comprendiamo dal racconto di Giovanni che Gesù era amico di questa famiglia, addirittura quando Lazzaro morì, si è fermato, non è andato subito, però si addolorò. Gloria al Signore. Quindi le sorelle conoscevano Gesù, questa famiglia conosceva Gesù. Vi ricordate cosa disse la sorella di Lazzaro? Oh Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Una bella espressione di fede, perché come dire, Signore, tu potevi fare ogni cosa. E il Signore ha fatto poi ogni cosa, lo ha risuscitato, no? Come dire, le cose impossibili, quando sembrano impossibili, poi in realtà davanti a Dio tutto è possibile, vero? Amen. E tutto è possibile per chi crede. Alleluia. Tant'è vero che Gesù poi dice: non ti ho detto io che se credi vedrai la gloria di Dio? Amen. Gloria a Dio. Bene, il Signore sta a casa di questa famiglia ed è bello ricevere Gesù nella propria casa. Amen. Veramente, avere Gesù a casa è la cosa più bella, Amen. Passare del tempo con Gesù, un'intera giornata con Gesù. Alleluia, grazie a Dio per le domeniche. Amen. Sapete, i miei figli si lamentano, 2 culti. Però pensate, abbiamo l'opportunità di stare più tempo alla presenza del Signore, no?
La scorsa domenica Simone ha detto: fratello, posso venire con te a Pieve? Me lo sono portato a Pieve, no? Mica d'oro. E gli ho detto alla fine del culto poi a Vittoria: anche tu 2 culti oggi, E fa: sì, perché è bello, ogni tanto mi piace. Ho detto: penso, io lo faccio da anni, no? 2 culti, gloria a Dio. Però è bello passare del tempo con il Signore, riflettendo veramente. Poi finisce la giornata, torni a casa soddisfatto, a poter servire il Signore. È una cosa meravigliosa, avere Gesù, la sua presenza, lodarlo, cantare le lodi al Signore, elevare la preghiera, l'adorazione, sentire la sua parola. Gloria a Dio. Alleluia. Queste donne avevano Gesù a casa. Alleluia. Alleluia. Marta aveva una sorella chiamata Maria che approfitta di avere Gesù a casa e cosa fa? Si mette ai piedi di Gesù. E abbiamo letto, ascoltava la sua parola. C'è tempo più bello da passare? Alleluia, stiamo ai piedi del Signore. La vita è frenetica, c'è tanto stress, o no? Trova il riposo nel Signore, riposati ai suoi piedi, stai in preghiera anche a casa, quando ti ritiri dal lavoro. Oh Signore, grazie per la giornata che ho superato, adesso fammi godere del tuo riposo. Gloria a Dio, alleluia. La comunione con il Signore va curata. E Maria aveva capito proprio questo, il piacere di trovare il riposo, di stare ai piedi di Gesù, ascoltandolo parlare. Ascoltiamo tante cose, tante persone che parlano, ma prima di tutto vogliamo ascoltare Gesù che parla. Amen. Alleluia, parlami Signore. Quando preghi, ti pongo questa domanda. Chiedi al Signore di parlarti. Parlami Signore. Parla al mio cuore. Hai qualcosa da dirmi, Signore? Amen. Il Signore ha sempre qualcosa da dirci. Alleluia. Alleluia. E Maria stava lì ai piedi del Maestro, ascoltando la sua parola. Marta invece era impegnata nelle faccende domestiche. C'era un pranzo, una cena forse da preparare, non lo so. O forse avevano finito di pranzare e si dovevano lavare i piatti, i bicchieri, non lo so, doveva pulire, sparecchiare. Ed era lì che lavorava da sola. Era sola a lavorare, mentre sua sorella era a riposarsi ai piedi di Gesù. E decide di parlare a Gesù, dicendogli: Signore, ma non ti importa che io sono sola? Pensate, in quella famiglia c'era la possibilità di realizzare una meravigliosa comunione in quel giorno speciale. E purtroppo invece capita un conflitto in quella famiglia. Marta se la prende con Maria. Il Signore vuole benedire le nostre famiglie, le nostre vite. Siamo noi che dobbiamo scegliere le priorità. Un giorno con il Signore vale molto più di 1000 altri giorni altrove. Dice il salmista: un giorno nei tuoi cortili vale più che 1000 altri giorni in altri posti, altrove. In quella casa, in quel momento, c'era una benedizione speciale, e quella benedizione era per tutta la famiglia. Ma ahimè,
una parte della famiglia ha scelto di occuparsi prima di tante altre cose, delle faccende domestiche. Io credo che se Marta avesse lasciato tutto da parte e avesse approfittato come la sorella Maria di stare in quel momento ai piedi del Maestro, avrebbe ricevuto esattamente la stessa benedizione che ha ricevuto Maria. Amen. Che ne dite? Amen. Amen? Amen. E invece ha scelto di dare priorità ad altre cose, importanti sicuramente da fare. Le faccende di casa vanno fatte, ma ci sono cose che possono essere rimandate. O no? Siete d'accordo? Prima di tutto, servire il Signore. Prima di tutto, la comunione con il Signore. Prima di tutto, la presenza del Signore. Amen. Ecco perché per noi stare insieme alla presenza del Signore è meglio di una festa. La nostra festa è qui. Amen. Stare insieme alla presenza del Signore, ai piedi del Signore, o no? Ascoltando la sua parola. Amen. Alleluia. Quando Marta sollecita Gesù e chiede il suo intervento, Gesù non nega il suo intervento, ma il suo intervento non è l'intervento che Marta si sarebbe aspettata. Magari si sarebbe aspettato un rimprovero di Gesù verso Maria. Maria, basta di stare ai miei piedi, aiuta tua sorella, vedi che sola ha ragione. No, Gesù anzi le dice: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose. E a volte noi credenti facciamo la stessa cosa. Ci agitiamo e ci affatichiamo per tante cose che sono inutili, invece di concentrare le nostre forze, la parte più importante di noi, è il tempo migliore che abbiamo, per dedicarlo al Signore. Lo dedichiamo in altre cose che si rivelano futili, inutili. Amen? Sei d'accordo? Amen. Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose. Ho conosciuto tanti credenti che sempre quando mi sono trovato a parlare o visitarle, mamma mia, mi hanno fatto un prospetto della giornata. Fratello, sono questo, devo fare questo, quest'altro. Benedetto sia il Signore, fai quello che devi, basta, poi riposate un poco, no? Cerca il Signore, o no, fratello e sorelle? E lascia stare, poi rimanda le cose che possono essere rimandate. E il lavoro bisogna andarci, ho capito, ma le 8 ore poi finiscono, no? Stai a casa, c'è giornata di culto, vedi se puoi organizzarti prima di tutto per andare a culto. O no? Amen. Ma sai, fratello, non posso perché poi viene questa mia figlia. Tu ti agiti e sei affaticata per molte cose. E il Signore invece è pace, tranquillità, è serenità, è calma. E l'anima nostra ha bisogno di riposarsi nel Signore. Amen. Non solo il corpo e quello ci pensa il letto, ma l'anima nostra ha bisogno di riposo. Amen. E l'unico riposo per l'anima nostra è Gesù. Amen. Alleluia. Non è fatica lodare il Signore, non è fatica cercandolo in preghiera, non è faticoso, anzi è piacevole. Amen. L'unica fatica è uscire di casa e andare in chiesa nell'orario di culto. L'unica fatica che dovresti fare è lasciare un attimo le faccende di casa, entrare nella tua cameretta, chiuderla e pregare anche 10 minuti. Alleluia. Alimentiamo il nostro rapporto con il Signore. Curiamo la comunione con il Signore.
Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Fratello, devo fare... No, non è così, tu inganni te stesso. Ci sono cose che anche se non le fai non cambierà nulla nella tua vita. Ma ci sono invece cose che se le trascuri cambierà tutto nella tua vita. Ci sono cose che anche se le trascuri, stai sicuro, non cambierà nulla. Tanto è, tanto sarà sempre. Ma se trascuriamo una così grande salvezza, è scritto, che ne sarà della nostra anima? Amen? Se trascuriamo il privilegio, l'onore di avere Cristo Gesù nella nostra vita, nel nostro mezzo, amen? La possibilità di instaurare un dialogo con colui che è l'Onnipotente, con colui che è l'autore della nostra salvezza, che ne sarà di noi? Saremo sempre impegnati e affaccendati, ma tutto questo impegno non ti porterà a nulla se non a una stanchezza fisica e nell'anima. Alleluia. Tu ti affanni e sei agitata per molte cose, una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà mai tolta. C'è una parte buona anche per te e per me. Il Signore ha una parte buona per i suoi figli. E divide esattamente, senza favoritismo, e dà la propria parte di benedizione per ogni figlio. C'è una benedizione anche per te, sorella, fratello. Ho sentito anche qualcuno dire: ma il Signore non mi ha mai benedetto. Sì, mi ha salvato, ma no, c'è una parte di benedizione anche per te. Ma sappi scegliere la parte buona. Hai scelto bene? O ti affatichi per raggiungere da solo questa benedizione che da solo non potrai mai avere? Colui che ti benedice, che può benedire la tua vita, è il Signore. Non solo ti salva, ma anche ti benedice. Non solo ti salva, ti dà vita eterna, ma ti dà riposo per l'anima, soddisfazione interiore. Amen. Disseta il bisogno della tua anima. Amen. Alleluia. Maria ha scelto. Allora c'è una scelta che si può fare. C'è una scelta? Sì. Molto dipende da noi. Qualcuno dice: no, sì. Il Signore vuole benedire. Il Signore vuole che ogni suo figliolo sia felice. Il Signore vuole che tutti i suoi figli, ci crediamo, fratello? Io voglio che tutti i miei figli siano felici e stiano bene, senza nessuna particolarità. E così è il nostro papà. Lo chiamo papà, sì. È il nostro padre, è vero? Abba, padre. È uno spirito di adozione che ci fa gridare, dire Abba, padre. In ebraico Abba è un'espressione più intima di padre. Padre è una certa distanza, implica una certa distanza. Papà è un rapporto più intimo tra padre e figlio. Alleluia, gloria al Signore. Quindi c'è una scelta che noi possiamo fare e noi vogliamo fare la scelta giusta. Vogliamo scegliere prima per il Signore. Maria ha scelto la parte buona, Marta si sta riposando. Conseguenza di questa scelta è ai miei piedi. Ed è qui che sto riversando su di lei benedizioni su benedizioni. Si sta riposando, mentre tu ti stai affaticando. Io poi me ne andrò, uscirò dalla vostra casa. La mia benedizione rimarrà qui. Io fisicamente me ne andrò. Puoi fare dopo. Mica il Signore ci dice trascurare le faccende domestiche. Ma prima di tutto
ci dice il Signore che dobbiamo scegliere per Lui. Se le cose devono impedire il nostro impegno per il servizio, per il Signore, allora non sono cose buone. Bisogna tralasciarle, sì, farle dopo. Non significa non farle, significa farle dopo. Prima comunione con il Signore. Prima ci carichiamo le batterie, o no? E dopo, una volta carichi, siamo pronti per affrontare le diverse situazioni, vero? Ma scegliamo la parte buona. Non c'è niente di migliore, di più bello, è stare ai piedi del Signore. Alleluia. E questa sera io credo che ciascuno di noi è premiato dal Signore, perché abbiamo scelto di essere presenti, di venire in chiesa, di offrire il culto insieme, o no? Abbiamo scelto una parte buona, e questa parte buona nessuno mai ce lo potrà togliere. Gloria a Dio. Possiamo dire grazie Signore. Alleluia. Dobbiamo chinare il nostro capo.